È tutto pronto qui a Spinaceto 70 per il match tra i padroni di casa ed il Penta Pomezia, due squadre che sono nella parte bassa della classifica ed hanno quindi bisogno di fare punti prima possibile. Allora, i consueti saluti tra i giocatori in campo. Dopodiché il direttore di gara darà il via alle ostilità. All'ultimo secondo proprio due forfè nello Spinaceto 70, Ricci e Dodero, che fu protagonista nel match di andata al loro posto, quindi convocati dall'Under 21 Gianmarco Roscioli e Salvatore Lisandrelli. Spinaceto 70 che si schiera in campo con Stefano Zomparelli, due biraschi oggi presenti, gemelli Emanuele e Simone, Michele Dolce, il ritorno, un nuovo acquisto, Alessandro Di Battista, ma è un gradito ritorno, si era fermato causa infortunio, non aveva iniziato la nuova stagione con lo Spinaceto 70, oggi nuovamente in campo. Ultime formalità da parte del direttore di gara, poi avremo modo di darvi anche i starting five del Penta Pomezia. Partiti. Centrata la palla dallo Spinaceto 70 e nel frattempo riconosco il numero 11 del Penta Pomezia, Ingenito, qui in avanti ragazzi in maglia rossa, però seguiamo l'azione con Biraschi, ecco Simone Biraschi può saltare il portiere, messo giù, sarà calcio di punizione dal limite, ossia è uscito in maniera spericolata. Andiamo con gli altri giocatori del Penta Pomezia, c'è anche Rozzi con il 5, il numero 10 è Pucino, Rozzi il capitano, e poi il numero 11 Ingenito, già citato in precedenza, rimaneva. Sono stati quindi elencati tutti, c'è anche il numero 2 Parrini, giocatore più d'esperienza, sarà quindi punizione dal limite, travolto Simone Biraschi. Sul punto di battuta Emanuele Biraschi che ha il mancino, dall'altra parte Michele Dolce con il destro, si allontana Emanuele Biraschi. Fa allora Dolce il tiro e la gran parata di Ossia. Di Battista dietro per Biraschi, poi appoggia Emanuele Biraschi dentro. E allora Pucino, Penta Pomezia che prova a salire con un'accelerata sulla banda di destra, lo controlla però il numero 10 degli ospiti, e allora Di Battista per Biraschi, cambia con suo fratello, per Emanuele Biraschi per Di Battista che prova un aggancio con il tacco, non riesce. Allora Ossia, Parrini, tiro la palla il Penta Pomezia, capitano con il mancino per Rozzi, di girarsi, riesce a girarsi il numero 11 Ingenito che la prende male, messa dal fondo. Biraschi, lui il capitano quest'oggi, fascia nera, eccolo che stoppa il pallone con il mancino, poi il tiro ancora Ossia. Bravo Ale, giocala! Terzo E prova a giocarla lo Spinaceto 70 al Penta Pomezia, recupera il pallone, sarà rimessa laterale.
gioco Cambia, Parrini Michele. per il numero 10 Pucino. Forte ora, forte. Ora Rozzi da Ingenito, spallata di Ingenito, Biraschi recupera il pallone, Ingenito resta, blocca il pallone, gioco da terra, sarà quindi calcio di punizione per i padroni di casa quando siamo al quarto minuto di gioco, tra due falli per il Pentapomezia e Rozzi che va a dire qualcosa all'arbitro. Prendi linea, lavora, dai Alex. Con il Pentapomezia che affronta, attenzione, qua rischia qualcosa Pucino, affronta questa trasferta impegnativa, terzultima in classifica il Pentapomezia con solo 10 giocatori, forse non il modo migliore per affrontare questa partita per una squadra che sta deludendo in questo Forte Simo. campionato, sta deludendo anche lo Spinaceto 70 alla luce degli ottimi risultati degli scorsi anni, è invischiata nella lotta per evitare i play-out, Passo. Simone posizione di play-out in cui in questo momento starebbe il Pentapomezia. Ora Rozzi con il mancino per Ingenito che riesce a girarsi, va col sinistro solo esterno della rete di Battista, subito titolare di Battista, nuovo acquisto per lo Spinaceto 70 che ha chiuso 3 colpi di mercato. Attenzione a Biraschi sulla banda di sinistra, la mette al centro e Di Battista per 1 centimetro manca l'appuntamento col gol. Dicevo, sono tornati Fabrizi e Di Battista, è stato acquistato anche un portiere ancora non impegnato. Qui la sfera era già uscita, nel frattempo Alessandro Conti, allenatore dei padroni di casa, ha messo in campo anche Francesco Versace. Biraschi che scucchiaia il pallone proprio per Versace, deve uscire il portiere, la sfera si alza in campanile, lo riesce a mettere giù Parrini, attaccato da 2 giocatori dei padroni di casa con questa la rimessa laterale. Sempre Capitan Pucino, è lui che inizia la manovra del Pentapomezia. Mettetevi bene. Parrini per Rozzi, la gira Rozzi a Pucino, Rozzi ancora per Parrini, qui recupera palla però lo Spinaceto 70, Emanuele Biraschi per Simone Biraschi, ora Francesco Versace, manovra veloce, Versace il tiro parato, ancora Versace, controlla la sfera, prova a passare in mezzo a 2, non ci riesce, poi Simone Biraschi, una palla che sfila al lato, allora Parrini. 7° minuto di gioco, Pentapomezia e Spinaceto 70 si stanno affrontando a testa alta. Per Emanuele Biraschi che sbaglia il passaggio, ritorna però il capitano dello Spinaceto 70 e recupera un suo errore molto ingenuo, lancio verso Versace che col mancino può tirare. È stato però contrastato da Parrini, la sfera vola alta sopra la traversa. Pucino per Parrini, Rozzi davanti Versace che quasi recupera il pallone, indicazioni da parte di capitano Biraschi, è entrato Salvatore Lisandrelli, membro fisso dell'Under 21 di Andrea Baldini, oggi chiamato a una fatica supplementare, queste le assenze dell'ultimo minuto. Palla al centro, Zomparelli con i piedi, poi Biraschi la spazza via, poteva anche provare a controllare Emanuele Biraschi. Ancora una rimessa laterale in favore degli ospiti davanti con Pucino, numero 10 e capitano della squadra di Pomezia. Alla battuta in questo istante Pucino che prova a girarsi, ce l'ha sul mancino, la sposta sul destro, perde il pallone ma lo recupera Rozzi, ancora giro palla del Pentapomezia, poi Emanuele Biraschi il più lontano possibile spara il pallone.
Parrini, mentre siamo al 9° minuto di gioco, reti inviolate finora, partita Brano scappato. in cui le squadre si stanno prendendo a schiaffi ma non riescono a trovare il colpo decisivo. Qui errore di Emanuele Biraschi, tira Parrini per Rozzi. Di grande esperienza Parrini che riceve ora il pallone, lo scucchiaia, sbaglia la misura del passaggio. Stefano Zomparelli con rilancio lungo verso Versace, Pucino fa buona guardia, ancora il capitano che prova a passare in una frazione di campo, non riesce però a tenere la sfera in gioco. E allora Versace per Biraschi, è partito dall'altra parte Pieretti, non viene servito Marco Pieretti e adesso va in pressione su Pucino. Recupera la sfera in un secondo momento, Versace qui prova a darla a Zomparelli, questa però rimessa laterale. Il massimo da quella situazione, mentre entra con il numero 10 un altro dei ragazzi di Andrea Baldini, il giovane fantasista Gianmarco Roscioli, giocatore con grande tecnica. Qui attenzione perché prova a girarsi il numero 11 del Pentapomezia, Rozzi poi allarga per Parrini, ancora Rozzi, c'è pressione forte di Lisandrelli, Parrini che salta a Roscioli, qui la difesa impreparata dello Spinaceto ma Zomparelli a salvare, perde ancora palla la squadra padrona di casa, ancora un tiro alto, è stata deviazione, sarà calcio d'angolo secondo l'arbitro. Questo è un mongolaio proprio. Sotto la nostra posizione la rabbia e la frustrazione degli ospiti, esce Ingenito, entra Valente con il numero 9, calcio d'angolo e viene assegnato un fallo ai padroni di casa in precedenza commesso. Più su, Francesco, devi guardare lui dove si mette, le gambe orientate a loro, apriti di più Francesco, 1 metro, bravo. Non gli apri quella parallela sulla bravo, lì dove sei? Attenzione, l'arbitro Orienta il corpo a lui. a colui che ha detto a segnare i falli, che aveva invertito i numeri. Parrini la mette al centro, palla che carambola, ora Versace per Lisandrelli, prova a partire ma palla recuperata ancora i padroni di casa, Roscioli con Versace la gira per Pieretti, dà nuovamente a Roscioli, il numero 10 prova a scambiare con Salvatore Lisandrelli, palla al centro, azione molto lunga e studiata del 70. Attenzione, fischia direttore di gara, un fallo cumulativo per il Pentapomezia che arriva così a 3 falli al 12° di gioco. Pieretti per Versace, ora Roscioli, così Zomparelli con i piedi, un piccolo rischio per i padroni di casa, Pieretti ha messo giù, fischia il direttore di gara, calcio di punizione, attenzione però credo che adesso sia fallo il Pentapomezia. Roscioli per Versace, va a vedere Pieretti, servito adesso, ancora Roscioli che fa un tunnel su Valente, nuovamente Roscioli da lì può calciare, il tiro però è fiacco e ossia senza problemi può abbracciare il pallone. Porta, tiratevi indietro di 1 metro. Pentapomezia che prova una manovra sotto, attenzione, fa fallo fischiato a Gianmarco Roscioli. Vieni Fabio. Stai a 25 metri, ma come cazzo hai fatto a vederlo? Quest'arbitro sta aspettando sia da una parte che dall'altra. Adesso la punizione, mettiti di là. Almeno dai commenti che possiamo sentire dalla nostra postazione. Sentite Stefano.
oltre la prima metà del primo tempo, il risultato è sempre di 0-0. Fai venire Marco da me. Bravo. No, tirati con me. Rozzi sul punto di battuta, vicino a lui ci sarebbe Parrini, molti giovani in campo adesso per lo Spinaceto 70, che però riesce a difendersi anche se Pucino continua a lottare, scaglia il pallone verso la porta di Zomparelli, Pieretti allunga molto la squadra, Di Battista ora a lui a gestire, Versace, Roscioli, quella di Battista era per Roscioli, giro palla dei padroni di casa nella propria metà campo, Pieretti vuole il movimento di un compagno, si fermano tutti, qui subisce forse fallo di Battista, non fischia il direttore di gara, attenzione, Pieretti che lotta, conquista il pallone, poi però se lo porta fuori. E allora Penta Pomezia, quando siamo al 15° minuto di gioco, la squadra che sono nella posizione di destra della classifica, terzultimo il Penta Pomezia, sopra non di troppi punti, Parrini supera la metà campo, serve Valente che prova a girarsi, non riesce però a girarsi, allora Parrini con tutta la gamba del mondo, Parrini per Valente che prova a girarsi, e Battista mette in alto questo momento in cui stanno prevalendo gli ospiti. Troppo bassi, passo sinistra Marco, passo su. Contardi sul punto di battuta, Guarda per me Ale. da Rozzi che può provare il destro, Marco sopra la traversa. Venite, Marco, bravo. Roscioli, Arriva Lughetto. è entrato anche Alessio Picchi Non famo un bucato, non famo un dalla bucato. Juniores, ma ormai membro fisso praticamente della prima squadra. Si hanno sperati anche lui in campo in questo momento. Subisce fallo da Valente. L'anticipato! Questo no! Se gli dai la palla Penta Pomezia. non la può tenere quel movimento. Signor arbitro, sto 3 volte che prendiamo solo palla. E cartellino giallo per il numero 6 Galasso, il numero 6 del Penta Pomezia, Gianmarco! Gianmarco! per protesta. Tiziano, cambiati tu Alessio, metti Alessio sul pallone. Ale, sulla palla. Sono davanti, non possiamo fare ruba palla. Che ce ne fischia. I Picchi sul punto di battuta, ma ci aspettiamo uno schema da questa posizione. Gianmarco, esci, Giammo! Stretto, più stretto. Giammo da me! Picchi per Roscioli che prova il mancino, ma palla che sibila vicino al palo ed esce. E time out per il Penta Pomezia. Il gioco proprio in questo istante con il Penta Pomezia che batterà il calcio, scusate, batterà la rimessa dal fondo ovviamente. Provano a scambiare gli ospiti. Tiene adesso Rozzi che da dietro a Galasso per Rozzi ancora, quindi Battista ringhia sull'avversario, rischia di recuperare il pallone, allora rimessa laterale però per gli ospiti. Contardi serve la sfera e poi prova ad imbucarsi, Valente cerca di girarsi e Valente ancora e Zomparelli Guarda che culo, ma se piantiamo per la miseria. con il fisico. Esci gira, esci gira. Per Galasso Peppe. a Rozzi, Dai, Rozzi che supera Di Battista, il tiro però è contro Vai subito sul secondo. lo stinco di Picchi, questa laterale in zona offensiva per gli ospiti. Valente col destro, un gran tiro, Dai. un gran tiro del numero 9 del Penta Pomezia. Lì probabilmente non avrebbe potuto nulla Zomparelli. Picchi per Biraschi, ora Sperati
Buono, vai! Mancino colpisce però Simone Biraschi. Posizione, Allora, in posizione. ancora un'azione per gli ospiti al 20° di gioco Da con forzare, non la tenete troppo ferma. Ancora le reti Pizza, guarda ancora l'uomo! bianche in questa partita. Gioca Lali! Bravo, Pizzi Mario, qua vai! perde un pallone, allora Contardi. Uomo! Sperati però 170 che sembra far di tutto per ridare la palla agli avversari. Simone! Rozzi per la rimessa laterale. Dietro, tiro di Contardi ora, direttamente dalle braccia di Zomparelli. Occhio Manu, non ti fa sfilare E dietro! prova il rilancio lungo lì dove non c'è nessuno dei suoi però. In questo momento fase decisamente favorevole al Penta Pomezia. Contardi, Bravo! palla centrale per Valente, Simone Biraschi la recupera ora. Bravo, Manu! Battista, un passaggio un po' Senza pigro. fallo, bravo dentro! Dentro, sta messi male! Zomparelli, Sperati, la stoppa con la schiena, riesce a tenerla e conquista il calcio d'angolo. Chiama! Bravo Sperati in questa occasione. Dentro Simo! Occhio dietro, Manu! Emanuele! Biraschi qua la colpisce male, diventava quasi un passaggio per il fratello e qui recupera il pallone. Segna Sperati ma gioco già fermo. Era fallo commesso da Simone Marca Emanuele! Biraschi. Ma che fallo era? Ventiduesimo di gioco con Parrini. State Possesso troppo palla alti! nettamente favorevole agli ospiti. Ancora Parrini al centro, Valente può girarsi, non ci riesce. Qui Simone Biraschi per Di Battista. Ancora calcio d'angolo. Si lamentano per un fallo i ragazzi dello Spinaceto 70. 22esimo di gioco. Oh, Richard è tuo quello, c'è lui alto, è il tuo quello che è. Palla dietro verso Emanuele Biraschi e Sperati recupera una buona palla, la domestica poi Biraschi. Deviazione, c'era forse fallo su Tiziano Sperati. Biraschi per suo fratello, il capitano del 70, prova il mancino e conquista una rimessa laterale in zona offensiva, è il massimo che poteva ottenere. Esce Sperati, rientra Michele Dolce. Di Battista per Dolce, da Emanuele Biraschi, poi Di Battista con il destro, era un cross per Simone Biraschi che lì però non poteva arrivare. A Rozzi, Parrini, Rozzi, ora Tarantino, la mette giù sempre Tarantino, poi Rozzi al centro, Simone Biraschi in scivolata, la mette rimessa laterale mentre siamo al 23esimo di gioco. Parrini, Tarantino, Rozzi ora, Rozzi pressato da Di Battista, ancora Rozzi contro Di Battista. Tarantino perde il pallone, lo perde anche Simone Biraschi. Allora gli ospiti con un extra possesso. Tienila Simo, tienila! Biraschi prova a lanciarsi. Qua la mette in angolo Michele Dolce, Biraschi dice qualcosa. Se ritocchi sta panchina porco due ti metto là. Uno, anzi due, andiamo bene, due. È proprio quello che non devono fare, nervosirsi adesso i padroni di casa. Allora, al centro Biraschi, poi rovesciata di Valente. Simone! Grande giocata di Valente. Dolce per Biraschi, Simone Biraschi ancora per Dolce. Forte Michi! Parrini qua pressato da Dolce, non sa chi darla, forse dovrebbe andare dal portiere, sbaglia, quindi riesce a cacciarla però Emanuele Biraschi, rilancio lungo, Versace, Dolce,
Dolce che da qui può provare il tiro, dà invece ancora a Versace. Versace si sposta la palla sul destro, sarà corner, l'ennesimo del match mentre siamo al 25esimo, 5 minuti e poi forse recupero al termine del primo tempo. Doppio passo di Dolce, mette al centro ma lì non c'è nessuno se non un suo avversario che devia la sfera in rimessa laterale, e allora Versace, Emanuele Biraschi rischia sempre qualcosina in fase di impostazione lo Spinaceto 70. Versace, taglia dentro, Dolce, Emanuele Biraschi ancora a Versace. bene sta trasmissione, Biraschi, ancora, Bravo Peppe! errore. E allora Valente fermato bene da Dolce, poi forse fallo, non fischia mai il direttore di gara, fischia adesso. Hai fischiato l'ultimo! Fischia adesso mentre a terra Emanuele Biraschi, colpito duro da Valente. Ho capito, mi devi a cazzotti perché sto fischiando. Ve lo dicevano se l'hanno fatta apposta. Io però era a metro dietro. Non ti fa mai dall'uomo dietro, poi si chiude sempre verso porta. Senza fallo! A metro dietro. Sì. Una delle ultime azioni di questo primo tempo, perché siamo al Scambiate con Michele. 27esimo, un calcio di Scambiate, punizione Ricky. molto Scambiatevi. discusso, è il quinto fallo dello Spinaceto 70 sul punto di battuta Rozzi, si allontana Parrini, ma probabilmente uno schema anche per il Penta Pomezia con sfera proprio a Parrini, invece tira Rozzi, forse deviazione, non so. Il risultato è che gli ospiti passano in vantaggio. Vicky, la prossima! Deviazione sicuramente, non so se da parte di un avversario o di un compagno di squadra, ma passa in vantaggio il Penta Pomezia su un calcio di punizione discusso, mentre Biraschi prova subito a pareggiare. Dai, su! Forte! Marini, Dai, Simo! pressione di Saccati! Biraschi, recupera palla il numero 7 da suo fratello, scambio tra i due, qui rischia Emanuele Biraschi, ha finito sul pallone, allora Versace per Dolce con il destro deviato, sarà calcio d'angolo, 2 minuti al termine. Che succede? Che fa Time out per i padroni di casa. Oh, Andrea, è rimasto Arbitro, tempo, arbitro. Tempo, arbitro. forbice, può pure aver preso una palla, ma è entrato. Ma forbice da dietro. Cioè. Però le cose clamorose. Viene qua, Simo e Ma. Non ha chiamato ancora il tempo. Alzate Peppe. Tempo arbitro. Tempo. Andrea. Calcio d'angolo quindi per lo Spinaceto 70 dopo il time out, poi virtualmente sarebbe finito il primo tempo, probabilmente ci sarà recupero. Dolce per Versace, stop e poi tiro con il destro, Tarantino fa scudo al suo portiere con il corpo. Versace per Dolce, Emanuele Biraschi
palla troppo alta anche per Michele Dolce. Qui recupera palla il 70, può andare Versace da Dolce che viene caricato da 3 uomini, ancora Dolce, prova a passare, rimessa laterale, siamo oltre il 30esimo, già da 30 secondi. Michele, apri di Versace, vede Biraschi al centro, serve però l'altro fratello, qui Dolce rischia di perdere il pallone, si torna da Stefano Zomparelli, sa ancora a Emanuele Biraschi, ora Simone Biraschi per Dolce. Palla Vieni Michele, gestita male veloce. dai padroni di casa, Vieni, molto Simo. male, mi viene da dire. E il primo tempo probabilmente terminerà così, ma mister Conti rimette in campo Roscioli e Lisandrelli per questi ultimi secondi. Adesso deve fare qualcosa in più lo Spinaceto 70 che si è un po' accontentato fino al momento del gol degli avversari, Va bene Ri, apriti da me. che a dire la verità stanno continuando ad attaccare. Qui Versace, grande stop, spera che va in angolo. Occhio bene il centro Richard. Finisce il tempo, dai! Punto di battuta Emanuele Biraschi. Dentro, Salvo! Poi c'è Versace, servitora, può andare con il mancino. Pesa male però. Dentro! Parrini, Emanuele, guarda l'uomo. ora Rozzi, Vai Sa. ora Parrini, È in mezzo Aldo, poi Rozzi, Tarantino, Rozzi, no, Luke verso il suo capitano che sfida le Biraschi, perde il possesso della palla. Biraschi per Versace, Zomparelli ancora per Versace, rischia sempre di più lo Spinaceto 70, Roscioli però riesce a uscire da quella brutta situazione, a servire Versace che dà nuovamente a Roscioli al centro! Il pareggio dei padroni di casa all'ultimo secondo del primo tempo con Salvatore Lisandrelli. Grande giocata nello stretto, Roscioli Versace, Roscioli ancora e poi Lisandrelli, mentre arriva il fischio del